Tutto accadde per caso, come succede sempre. O forse no. Forse dietro tutta l'estasi oscura che poi irrancidì in odio e massacro, agì l'invisibile volontà di qualcosa di inarrivabile per il pensiero umano. Comunque non fu per caso se Tom Ridley gettò le sue reti al largo di Black Bones Bay, dove la lingua bruna e rocciosa del promontorio si coricava sulle acque di cobalto. Era il punto più profondo del litorale, foderato di massi e di pascoli d'alghe, e di conseguenza il più pescoso. Quel mattino la nebbia nascondeva la città e ovattava i suoni, mentre Ridley estraeva le reti dal mare, non potendo immaginare che quell'azione quotidiana avrebbe portato Beldam, la sua città, alla distruzione. Appesa all'argano, la rete affiorò dalle acque nere con le maglie tese sotto al peso di innumerevoli pesci, i cui corpi d'argento fremevano e si contorcevano in spasmi sinuosi. Mentre il carico si svuotava nella stiva, Ridley colse un fosco barlume che sfuggiva dalle maglie, seguito dal suono di qualcosa di duro che rotolava presso i suoi stivali di gomma. Dapprima pensò a una pietra, poi, quando guardò meglio, immaginò si trattasse di una conchiglia, ma quando raccolse l'oggetto scoprì che non era né una né l'altra, o meglio, era entrambe le cose. Aveva le dimensioni di un pugno, piuttosto pesante, e la forma era indefinibile, come un grumo di cera disciolto. Appariva come una grossa perla, sebbene assai irregolare. Al tocco era fredda, liscia come vetro levigato, di una tinta argentea che catturava la luce, sciogliendola in liquide iridescenze che scorrevano sulla sua superficie a seconda di come la si muoveva. E fu proprio rigirandosela tra le mani che Ridley provò un tuffo al cuore. Nelle pieghe scintillanti di quello strano oggetto individuò il volto di sua madre, proprio come se vi fosse scolpito. La visione gli provocò uno spasmo. Aveva amato moltissimo sua madre e per quanto fosse morta 11 anni prima, il suo ricordo era ancora vivo dentro di lui. Spinto da un moto di incredulo affetto, Ridley fece scorrere l'indice inspessito di calli su quella che riteneva la gota del viso che scorgeva, e il semplice sfioramento produsse un armonioso, vibrante sospiro, un suono così magnifico che persino l'udito di quel rozzo pescatore, avvezzo più alle canzonacce da osteria che alla vera musica, ne fu incantato al punto da scordarsi della pesca, del mare, di se stesso. Quel suono aveva la stessa vibrazione della voce di sua madre. Se su Ridley lo strano oggetto marino ebbe un effetto straordinario, maggiore ancora fu quello che provocò in Helen, sua moglie. Quando le venne mostrato, la donna l'aveva osservato con fare più scettico che meravigliato, non capendo di cosa potesse trattarsi. Un'enorme perla malformata abortita da qualche misterioso mollusco? La forma tumorale di un corallo? Fu mentre lo fissava che, in quella sagoma amorfa e opalescente, increspata di arcobaleni, notò un volto che ormai rievocava sempre di rado, ma che le tornò in mente con tanta intensità da farla boccheggiare. Il viso del ragazzo del quale si era innamorata da giovane, partito come molti altri per combattere in Europa a fianco della Triplice Intesa e tornato dentro una bara. Un fiore caldo le sbocciò in segreto tra i seni, e il suo profumo conteneva tutto il trasporto che aveva provato per lui in quei tempi che parevano tumulati insieme ai cadaveri dei soldati partiti per il fronte. Quando il polpastrello del marito scivolò sulle strane forme dell'oggetto, da esso scaturì un suono soffuso e melodioso che le vibrò nella cassa toracica, piegandole le ginocchia di languido piacere, e, per un tormentoso attimo, fu nuovamente giovane e fresca tra le braccia del suo amante di un tempo. Naturalmente si guardò bene dal rivelare a Ridley quali conturbanti emozioni le cuocessero nell'animo, e quando, quella sera stessa, fecero l'amore nella piccola camera da letto, il viso del giovane soldato si sovrappose a quello del pescatore. Più di una volta, con un picco d'ansia, Helen sentì il nome del ragazzo tremarle sulle labbra. Il pomeriggio seguente, mentre Ridley era in barca a pescare,
Helen si recò da Myra Houghton, la sua migliore amica, desiderosa di mostrarle la strana perla deforme che suo marito aveva estratto dal mare insieme al pesce. Quando fu fatta accomodare nell'umile salotto, scoprì che sul divano sedeva rigidamente una donna dall'espressione austera. Si trattava di Annie Camden, moglie del pastore protestante di Beldam. Questo dapprima scoraggiò Helen, la quale avrebbe preferito non mostrare ciò che teneva nella tasca del cappotto a occhi indiscreti. Ma quando Myra chiese con una certa eccitazione quale fosse la straordinaria cosa della quale le aveva accennato quel mattino, quando si erano fortuitamente incontrate al drugstore, la moglie di Ridley tentennò, consapevole che pure i grigi occhi di falco di Annie Camden erano puntati su di lei, desti d'attenzione. Un po' controvoglia e un po' su di giri, Helen frugò nella tasca mentre l'amica posava sul tavolino il vassoio del tè. Una volta estratta dal fazzoletto, la perla palpitò un debole barlume brumoso. Gli occhi di Myra e di Annie si sgranarono simultaneamente, scivolando sulle forme incomprensibili dell'oggetto come tentando di trovarvi una qualche coerenza. Le loro espressioni erano di fascino e incredulità pura. Helen lasciò loro una manciata di secondi, sentendosi orgogliosa. Poi sollevò uno dei cucchiai e fece scorrere l'estremità del manico lavorato sulla perla. Quel che se ne sprigionò non fu uno sgradevole stridio, bensì una nota ondeggiante e pulsante che riempì il piccolo salotto di vibrazioni cristalline, quasi che ogni oggetto lì presente fungesse da cassa di risonanza, comprese le tre donne. Colte di sorpresa, Myra ed Annie emisero un tremulo ansimo, i corpi inarcati, la pelle d'oca. Le gambe di Myra sussultarono con tale energia che le pantofole furono proiettate sotto alla poltrona dove sedeva Annie, la quale aveva affondato le dita nell'imbottitura dei braccioli. La nota si spense lentamente, spezzandosi in eco sempre più lievi fino a diventare solo il fantasma di un suono. E infine silenzio. Le tre donne, con le gote rosse d'emozione, si scambiarono sguardi stravolti e meravigliati. Poi, ridacchiando come ragazzine al passaggio di un innamorato, incitarono Helen affinché ripetesse l'azione. Helen, sorridendo eccitata, le accontentò. Quando uscì dalla casa di Myra Houghton, sul volto della signora Annie Camden non c'era più traccia del severo rigore che gli abitanti di Beldam erano abituati a vedere. Avanzava con una strana espressione vacua e un po' sconvolta. Anche la sua camminata, solitamente svelta e marziale come quella di un colonnello, era divenuta un passo lento, quasi malfermo, mentre i suoi capelli, che in ogni altro giorno erano acconciati in una compatta e castigata crocchia, le sfuggivano a ciocche, dandole un aspetto stralunato e folle. Molti, vedendola, si erano sorpresi fino quasi al vero spavento, ma ella non rispose ai saluti e tirò dritto davanti a coloro che con atteggiamento preoccupato le chiedevano se avesse bisogno di aiuto. Non aveva bisogno di niente, non era mai stata meglio in vita sua. Pensava solo a quanto era accaduto in casa di Myra e a come il suono che si era sprigionato dalla strana perla somigliasse al trillante vagito di un neonato, con tutte le sue mistiche promesse di vita. La forma stessa dell'oggetto portato lì da Helen, a dire la verità, le aveva suggerito le sembianze di un morbido feto accoccolato nel tepore di un utero. Quando il cucchiaio aveva sfiorato la perla, Annie aveva avvertito un calore nel ventre e la percezione che al suo interno qualcosa di piccolo e fragile scalciasse. Una sensazione meravigliosa, dal momento che il suo corpo era più sterile di un deserto, come testimoniavano i ripetuti tentativi di avere un figlio, conclusi tutti tragicamente con aborti spontanei. Eppure, quella perla le aveva ridato la speranza. La musica celestiale l'aveva avvolta come una pioggia di primavera, facendola sentire feconda, pronta a germogliare, a fiorire, a dare la vita. Dopotutto, quella cosa era stata trovata in mare. E non era forse il mare l'utero del mondo, ventre immenso che Dio stesso aveva ingravidato dando vita a ogni creatura? Mentre preparava la cena, si ritrovò a fare qualcosa che non faceva da quando era giovane.
cantava. E quando suo marito, l'alto e serioso reverendo John Camden, abbandonò gli appunti per il suo sermone e andò a controllare in cucina, Annie gli raccontò per filo e per segno il motivo di tanta lieta frivolezza. Quando ebbe terminato, l'espressione incisa sui poco flessibili lineamenti del reverendo recavano una vaga preoccupazione e disse che nei prossimi giorni avrebbe personalmente fatto visita ai Ridley. Poi, insieme alla moglie, giunse le mani e si accinse a ringraziare il Signore per quella cena. Ci volle quasi un minuto prima che quella marea di caldo sconvolgimento si ritraesse e il respiro del reverendo tornasse a essere calmo e regolare. Sedeva sulla vecchia poltrona di Tom Ridley, la camicia appiccicata al petto sudato, il cuore che faceva capriole come un bambino eccitato. Il suo viso, solitamente immobile e avaro d'emozioni, era una liquefatta maschera di estasi. Estrasse un fazzoletto e si tamponò la fronte surriscaldata, mentre di fronte a lui i coniugi Ridley lo fissavano con soddisfatto compiacimento. Nella grossa mano destra, Tom Ridley stringeva una forchetta, i cui rebbi aveva appena sollevato dalla superficie della perla, stretta tra le dita della sinistra. Il minuscolo salotto ancora riverberava del suono magnifico di poco prima. Quando gli avevano mostrato l'oggetto, il reverendo Camden era rimasto subito colpito dalla sua sagoma apparentemente amorfa, che a un esame attento gli aveva evocato con stupore l'immagine di un angelo dalle ali chiuse sulla schiena. Ciò lo aveva immediatamente catapultato di molti anni nel passato, quando Dio l'aveva chiamato a sé, facendogli avere la visione di un angelo argenteo e luminoso che volteggiava senza peso sopra il suo letto. I genitori di John avevano etichettato tutto come un sogno, ma il bambino non l'aveva pensata in tal senso e in forza di tale avvenimento era nata la sua decisione di servire il Signore con ogni mezzo. Davvero incredibile che, dopo tutto quel tempo, un secondo angelo entrasse nella sua vita, venuto non dal cielo, bensì dall'oceano. Invaso da un sentimento di feroce gioia, simile a un fuoco che gli scorreva nelle vene, il reverendo si alzò dalla poltrona, stirando le labbra in un sorriso che spianò ogni ruga del suo volto, facendolo tornare giovane come il bambino convinto di vedere gli angeli volare sopra il proprio letto. Posò la mano destra sulla spalla di Tom Ridley e la sinistra su quella di Helen, dicendo loro che un dono così prezioso e straordinario poteva avere una sola origine, ovvero Dio, e a fronte di ciò era loro dovere condividerla con tutta la comunità. Tom e Helen Ridley annuirono con fervore. Mentre la navata si riempiva e sulle pareti bianche e spoglie di immagini andava ad accumularsi il brusio di voci e il trapestio di fedeli che prendevano posto sulle panche, il reverendo Camden sentiva l'ansia saturargli il petto, anche se niente di quel sentimento filtrava dalla sua dura scorza protestante fino all'esterno. Fuori era calmo e controllato come da sempre tutti i cittadini di Beltham erano abituati a vederlo. Sapeva che il suo era un grande azzardo. I precetti luterani condannavano aspramente l'adorazione di oggetti, immagini ed effigi in sostituzione della vera e irriproducibile divinità del Signore. Eppure ciò che voleva mostrare ai suoi fedeli non era una reliquia o un'icona realizzata dal fallace ingegno dell'uomo, bensì plasmata dalla natura. E cosa poteva esserci di più divino, di più puro, di più vicino a Dio? Con uno sguardo il reverendo abbracciò tutta la chiesa. L'ansia si convertì in risolutezza. Anche se qualcuno avesse dubitato, ogni incertezza sarebbe stata spazzata via quando la voce della perla si fosse innalzata. Confidando in questo, il reverendo avanzò verso le panche, le mani placidamente alzate per invocare un silenzio che arrivò istantaneamente. Con gli occhi di tutti puntati addosso, Camden invitò Tom Ridley a farsi avanti. Il pescatore si alzò, attraversando il corridoio centrale che scivolava fra le panche.
Indossava il suo abito migliore, nel quale pareva a disagio, e il suo volto recava il nervosismo di chi non è avvezzo a essere al centro dell'attenzione. Come portando un vassoio, teneva nelle mani un cuscino coperto da un panno di seta bianca che il reverendo sollevò con un gesto fluido, da illusionista, facendo sì che la luce delle plafoniere si riflettesse sulla strana perla. Le persone sedute alle prime file si sporsero in avanti, incuriosite. Sui visi c'era una nota di perplessità che lasciò presto spazio allo stupore, quando i loro occhi scorsero nella forma contorta di quell'oggetto qualcosa di riconoscibile, di familiare. L'espressione era quella di chi, tra la folla, scorge un carissimo amico a lungo assente. Coloro invece che sedevano più indietro videro soltanto il reverendo Camden che estraeva da una tasca della sua giacca qualcosa di bianco e allungato, una penna d'oca. L'abbassò strofinandone con dolcezza la punta sul monile marino che emanava quieti riverberi madreperlacei al centro del cuscino. Nel momento in cui le setole della penna entrarono in contatto con la superficie amorfa, da essa si espanse subito un'onda sonora che racchiudeva in sé il sospiro di un maroso sulla battigia e l'eco di una campana di cristallo. Si allargò sulla navata, in ogni direzione e verso l'alto, e al suo passaggio le teste dei presenti oscillavano delicatamente all'indietro, come sospinte da una folata di vento caldo e profumato. Decine di bocche si schiusero in sospiri, ansimi, borbottii di piacere, gemiti. Negli occhi, curiosi e smarriti, brillò un godimento puro, ultraterreno. Al pari di un violinista che fa scorrere l'archetto sulle corde tese dello strumento, il reverendo muoveva la testa avanti e indietro, veloce e lentamente, generando modulazioni di suono sempre diverse, sempre conturbanti, nelle quali i fedeli riconobbero voci di amanti, di amici, di defunti, musiche della loro infanzia, le colonne sonore dei momenti belli della vita. Quelle fantastiche sonorità attraversavano l'aria crescendo da tintinnii argentini che si mutavano in poderosi muggiti d'organo. Ogni oggetto, ogni muro, ogni persona ne veniva attraversato e ne espandeva a sua volta la frequenza, variando ulteriormente quella magnifica sinfonia. Nessuno dubitò per un solo istante che quella fosse la voce di Dio. Beldam, cittadina che fin dalla comparsa delle sue prime case si era alimentata della generosità del mare, era troppo piccola perché un fenomeno come quello che stava coinvolgendo la sua chiesa protestante potesse a lungo passare inosservato. Anche per il fatto che gli stessi fedeli si prodigarono a diffondere la voce tra parenti e amici, i quali, mezzi persuasi e mezzi scettici, si fecero convincere ad assistere a una delle funzioni. Per la seconda volta, l'angelo del mare, come il reverendo Camden aveva battezzato l'oggetto misterioso trovato da Ridley, fu esposto alla folla assiepata nella navata. Il suo splendore perlaceo si rifletteva in una cinquantina di occhi adoranti e meravigliati. Poi, come la volta prima, il reverendo diede il via a quella divina orchestra, sciogliendo l'animo di tutti i presenti. Uomini, donne e ragazzi esalarono belati di piacere, mentre suoni e frequenze impossibili li imbozzolavano in note calde e suadenti, ridestando in loro ricordi, pensieri e sensazioni di squisita estasi. Quando a funzione terminata la gente usciva dall'austero portone della chiesa, aveva dipinta in viso un'espressione di sciocca beatitudine e camminava con incedere flemmatico, spesso incespicando e ridacchiando tra sé. Siccome tanta leggerezza stonava decisamente con l'indole luterana, i fedeli della più modesta comunità cattolica se ne avvidero quasi istantaneamente e, seppure incuriositi, non diedero peso alla cosa, almeno fino a quando si accorsero che non solo le messe si erano fatte più frequenti, al punto da raggiungere un ritmo incalzante, quasi frenetico, ma che stormi di pellegrini facessero la fila ogni sera davanti alla casa dei Camden, uscendone solo a tarda ora, con stampata in faccia la stessa espressione di trasognato sbalordimento che sfoggiavano dopo una funzione in chiesa.
Non correva buon sangue tra il reverendo Camden e il leader della comunità cattolica, tale padre Hamish Butler. E questo non solo per vedute opposte riguardo questioni religiose. Il fatto che di punto in bianco i protestanti, che già erano la maggioranza, avessero escogitato la maniera di rimpinguare ulteriormente le loro file, non poteva che far venire il mal di stomaco al prete cattolico, che ogni domenica teneva messa davanti a una navata quasi vuota e non aveva idea di come incrementare l'attivismo del suo già scarno gregge. Padre Butler, come ogni altra persona di Beldam, aveva appreso le bizzarre dicerie che circolavano a proposito di uno strano monile che un pescatore avrebbe trovato in mare, ma gli riusciva estremamente difficile credere a una cosa simile, sebbene trovasse perfettamente coerente che Gesù fosse allo stesso tempo il padre di se stesso. Fu per tale ragione che si incontrò una sera con un suo parrocchiano di nome Peter Brown, al quale a bassa voce domandò un grande servigio per l'intera comunità cattolica di Beldam. L'intelligenza di Peter Brown, facente funzioni di postino, era inversamente proporzionale alla sua fede, e a padre Butler non servì un grande sfoggio di oratoria per convincerlo a ubbidirgli. Più che nervoso, mentre si approssimava alla casa dei Camden, si sentiva pervaso di eccitazione. Era onorato di agire per conto della vera fazione di Dio. Nascosto dietro una fitta siepe, spiò la colonna di persone che piano piano spariva oltre la porta della dimora, invitati da quella carampana di Annie Camden tutta impettita. Quando l'uscio venne chiuso, Brown si dette un'occhiata intorno. La strada era sgombra e la notte avvolgeva tutto nel manto d'oscurità. La sua idea fu quella di sbirciare da una finestra, ma dopo averla raggiunta attraversando il giardino laterale, scoprì che spessi tendaggi occultavano la vista del soggiorno. Da essi filtrava una luce tenue e un suono di voci. Brown tese l'orecchio, cercando di decifrare quelle frasi, scoprendo che frasi non erano. Quando capì, fece una smorfia a metà tra un sorriso malizioso e un cipiglio scandalizzato. Erano versi inconfondibili. Smaniosamente poggiò l'orecchio al vetro, rendendosi conto che la lastra fredda vibrava contro la sua testa e diffondeva nel suo cranio una sorta di armonico ronzio. Quindi era quella la voce del famigerato angelo del mare di cui tutti parlavano? Non pareva granché. Frustrato dal fatto di non poter assistere a quello che stava avvenendo in quel salotto, Brown si torse le mani, pigiando sul pedale mentale della propria intelligenza, ma questa non gli venne in soccorso, ingolfata dall'ansia. Stava quasi per soccombere alla delusione e andarsene quando si rese conto con un tuffo al cuore che oltre a quella finestra c'era anche una vetrata. Pure questa era coperta da tende, ma un lembo di esse si era impigliato nella frangia di un tappeto, creando uno spiraglio rettangolare. Brown, steso sul prato, gettò lo sguardo oltre il vetro e boccheggiò. Non aveva avuto dubbi su quel che stessero facendo, ma vederlo con i propri occhi lo sconvolse. Alla luce soffusa di qualche candela appoggiata sulle mensole, individuò un groviglio ansioso di corpi nudi che si divincolavano sul pavimento e sul divano. Le membra attorcigliate come un nido di serpi. Vide seni, gambe, ventri, natiche che sussultavano e si avvinghiavano in un turbinoso tutt'uno, e al centro di tutta quell'oscenità, in una parodistica imitazione di prete durante la messa, il reverendo Camden stava in piedi come un grottesco direttore d'orchestra, sfiorando con il dito un grumo bianco-argento che custodiva in mano. La testa del reverendo ciondolava come se il collo non avesse la forza di reggerla, mentre gli occhi, quasi del tutto rivoltati nell'orbita, insieme alla bocca socchiusa, confezionavano un'espressione di estasi. Peter Brown non sapeva decidersi se quelle immagini gli provocassero più meraviglia o più terrore, ma di una cosa era certo: non vedeva l'operato di Dio in quella casa. John Camden conosceva molto bene le ragioni per le quali padre Butler aveva chiesto un incontro. Di sicuro aveva udito anche lui dei prodigi dell'angelo del mare.
Tuttavia, quando il cattolico sedette sulla poltrona del suo studio, rivelandogli che sapeva quali sconcezze si svolgessero in casa sua e forse persino nella sua chiesa, ne era rimasto alquanto turbato. Per un po' non aveva detto niente, limitandosi a fissare quel grasso sacerdote scozzese, tarchiato e rubicondo, con una filigrana di capillari rossi attorno al naso, indice che egli aveva più confidenza con il vino che con l'ostia. Padre Butler non era rimasto a lungo senza parlare. Approfittando del silenzio, iniziò a salmodiare a proposito di Sodoma e Gomorra, di castighi divini, di fornicazione, e mentre era affaccendato a predicare zolfo e fuoco, il reverendo luterano aveva estratto dal cassetto dello scrittoio un oggetto amorfo, scintillante come madreperla. Le parole di padre Butler avevano rallentato, ma non si erano arrestate, nemmeno quando per la testa gli guizzò il pensiero che quello strano monile non sembrava affatto un angelo, bensì un fiotto di liquore che si raccoglie sul fondo di un bicchiere. Stava ancora ammonendo severamente il rivale quando egli strofinò l'indice sull'oggetto. Il sacerdote cattolico si schiacciò contro lo schienale, quasi avesse ricevuto una spinta. Gli occhi sgranati nel faccione paonazzo, il fiato mozzo. Un suono morbido e rassicurante gli lambì i timpani. Il corposo fruscio del whisky che scivola in una botte di rovere e che gorgoglia giù dal collo di una bottiglia, sprigionando quell'aroma ardente e diffondendo nell'aria barlumi ambrati. Ne percepì il gusto intenso in bocca, il calore lungo la gola. Il profumo gli eccitò le larghe narici. Camden sollevò il dito dall'angelo del mare e le sensazioni cessarono così di colpo che padre Butler si ridestò con un singulto, fissando l'altro sacerdote con occhi smarriti e delusi. Frotte di parole balbettanti gli si riversarono dalle labbra, un misto di scuse ed elogi quasi incomprensibile che il reverendo Camden accolse con il sorriso di un boia che ha appena messo mano sulla leva della ghigliottina. Quando padre Butler chiese con smania irrefrenabile di poter nuovamente sperimentare quel miracolo, la risposta di John Camden fu serafica e lapidaria. Avrebbe acconsentito solo se lui e tutta la sua chiesa si fossero convertiti. A quelle parole padre Butler saltò su come un serpente, il viso cremisi e unto di sudore, gli occhi fuori dalle orbite. Vomitò addosso a Camden una sequenza sconclusionata di ragionamenti sempre più infervorati, passando dagli insulti fino alle minacce. Lo accusò di essere un egoista, di usare quel dono del cielo per intenti personali e per attingere nuovi seguaci. A sentire quelle insinuazioni, il sorriso del reverendo Camden si fece più affilato, replicando che tale manovra era stata usata dai cattolici fin dalla loro istituzione, con l'ausilio di reliquie e icone. Li stava semplicemente battendo al loro medesimo gioco. Quasi sbuffando fumo dalle narici, rancoroso e umiliato, padre Butler uscì dallo studio sbattendo la porta così forte da far cadere un quadro appeso sulla parete accanto allo stipite. Né John Camden né sua moglie Annie ricordavano l'ultima volta che si erano concessi una cena di lusso, sicuramente diversi anni prima. Da quando l'angelo del mare li aveva benedetti, il loro tenore di vita era nettamente migliorato, grazie alle offerte che venivano recate dai cittadini, indispensabile obolo per aggiungere i loro nomi alla lista delle serate di casa Camden. Inoltre, le funzioni erano così popolari che la chiesa a stento riusciva a contenere tutti coloro che desideravano assistere. Parcheggiata la Buick Special in garage, marito e moglie entrarono in casa e il reverendo si accorse subito della fila di scaglie di terriccio che attraversavano il pavimento. Con un tuffo al cuore, guidato da un istinto recondito, corse nel suo ufficio e aggirò la scrivania, lanciando un belato di orrore nell'accorgersi che qualcuno aveva scassinato il cassetto, versandone per terra il contenuto nella bramosa ricerca dell'angelo del mare, che mancava. Odio, terrore e smarrimento duellarono nell'anima del reverendo per aggiudicarsi il controllo della sua mente. Stravolto e ansimante, raggiunse il telefono della cucina, componendo il numero con gesti furiosi.
i denti che digrignavano come quelli di un cane idrofobo, rivoli schiumosi di saliva che gli si raccoglievano sotto al mento e gocciolavano sulla camicia. A quella prima telefonata ne seguirono molte altre ancora, tutte pregne della stessa rabbia inquinante e velenosa. Con violenza riappese la cornetta e si passò una mano fra i capelli umidi di sudore, girando su se stesso. Sulla parete scorse il ricamo realizzato da sua moglie appeso al muro. «Vigilate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora», ammoniva il versetto dell'Apostolo Matteo. Tuttavia, il reverendo Camden conosceva sia il giorno che l'ora della resa dei conti. La messa era da poco iniziata e la possente voce baritonale di padre Butler aveva appena cominciato a riecheggiare quando il portone in fondo alla navata fu spalancato violentemente. Diverse teste si volsero di scatto e gli occhi dei presenti si sgranarono di stupore vedendo il reverendo Camden marciare tra le panche a capo di una processione di uomini e donne. La luce che filtrava dalle vetrate si rifletteva su visi contratti dalla rabbia. I fedeli passarono dallo stupore al terrore nell'accorgersi che gli intrusi impugnavano coltelli da cucina, rastrelli, badili, accette, persino fucili da caccia e rivoltelle. Il panico esplose nella chiesa, annunciato da un coro di grida e dal trapestio agitato delle persone che si alzavano dalle panche, fluendo lontano dai bellicosi nuovi arrivati. Con uno svolazzo della tonaca, padre Butler aggirò frettolosamente l'altare, oltrepassando il gruppo di fedeli spaventati e frapponendosi fra loro il piccolo esercito guidato da Camden, che gli rivolse uno sguardo animalesco, fuori controllo. Prima che il sacerdote cattolico potesse dire una sola parola, quello protestante lo accusò di avergli sottratto l'angelo del mare e di restituirlo immediatamente. Perplesso e piccato, il parroco affermò di non avere nulla a che fare con il furto. La voce di Camden esplose in altre minacce, mentre i suoi seguaci si radunavano attorno a lui, gli sguardi lucenti di rabbia e odio, le mani che sbiancavano attorno ai manici e alle impugnature. Intanto anche i cattolici, dopo il primo spavento, si erano organizzati. Alcuni erano andati a prendere pesanti candelabri, altri si erano armati alla meglio con gli sgabelli del coro accanto all'organo. Di nuovo, padre Butler ribadì la sua estraneità ai fatti. Con un urlo disumano, Camden alzò l'accetta sopra la testa, scagliandosi in avanti e dando il via ai suoi fedeli, che a loro volta attraversarono la navata strepitando come un esercito di barbari lanciati in battaglia. Le due fazioni cozzarono l'una contro l'altra in un fragore che, intrappolato nella chiesa, divenne un tumultuoso boato assordante. Ci furono grida, bestemmie, suppliche, accuse rabbiose, urla di dolore, colpi di pistola, frastuono di legno e clangori metallici. Sotto gli occhi benevoli di statue di angeli e santi la gente si scannava a vicenda, si sparava, si pugnalava e azzuffava. Schizzi di sangue dipinsero disegni astratti sul pavimento di marmo. Un mobile sormontato di candele accese si rovesciò contro un tendaggio la cui vecchia stoffa arse quasi fosse inzuppata di benzina, avvampando quella mischia di una luce infernale e sussultante. Facendosi largo a gomitate, padre Butler corse verso l'altare, impacciato dalla veste e dalla mole. Alle sue spalle il reverendo Camden gli andò dietro, ringhiando e sbavando, seguitando a dargli del ladro papista e intimandogli di restituirgli il dono che Dio aveva recato alla comunità dei luterani. Mentre il fuoco si diffondeva, soffocando la chiesa di fumo e annerendo gli affreschi, il prete spalancò il portone che dava alla sagrestia. Tentò di chiuderselo alle spalle tirando il catenaccio, ma Camden vi si gettò contro con tutte le forze, mugghiando di incontenibile furia. Separati dalla porta, i due uomini spinsero dalle rispettive posizioni finché le ginocchia di Butler cedettero. Incespicando il protestante fu all'interno della sagrestia semibuia, mendando un colpo quasi a casaccio. La scure si conficcò con un tonfo secco nell'anta di un armadio.
Sbuffando e stringendo i denti, Camden si contorse per liberare l'arma che venne risputata dal mobile con uno spruzzo di schegge. L'uomo mandò un ruggito selvaggio, girando su se stesso per colpire l'odiato rivale, proprio mentre quest'ultimo si faceva sotto urlando a sua volta e brandendo tra le mani un gigantesco incensiere di metallo. L'oggetto venne abbattuto con violenza sulla fronte di Camden, fracassandola come un guscio d'uovo, nel momento preciso in cui la lama dell'ascia impattava tra l'ascella e il fianco di Butler, conficcandosi nelle costole in profondità, facendo subito sbocciare un bouquet scarlatto sulla tonaca candida. Le gambe dei due uomini si afflosciarono in sincronia perfetta, facendoli stramazzare sul pavimento. L'odio che evaporava dai loro visi per lasciarsi dietro un'espressione ebete e vuota. Sullo sfondo fiammeggiante della chiesa che bruciava, la pazzia dilagò per le strade di Beldam ancora a lungo. Folli per essere stati derubati del loro più potente collegamento con Dio e senza più un condottiero, i protestanti rivolsero la propria furia su tutti quelli che non facevano parte della loro dottrina. D'altro canto, i cattolici non subirono tutto ciò barricandosi in casa e pregando, ma si armarono e scesero in strada pronti a debellare quel manipolo di satanici fornicatori, peccatori che avevano inquinato un dono del Signore per trarne piacere lascivo, come Peter Brown aveva avuto cura di riferire a tutti quelli a cui aveva recapitato la posta. Fu una carneficina senza vinti né vincitori. Il sangue fluiva lentamente nei tombini, appestando l'aria con il suo ferroso effluvio dolciastro da mattatoio. Corpi smembrati giacevano nei cortili e decoravano i marciapiedi, gli occhi, vacui e stupiti, rivolti a un cielo che non vedevano. Urla, minacce, accuse e insulti si aggrovigliavano come una litania immonda, e le stesse bocche che avevano pronunciato tali parole d'odio, un attimo dopo invocavano Dio affinché restituisse loro l'angelo del mare, o di dar loro la forza per annientare gli idolatri al soldo di Satana. La polizia non intervenne. Gli agenti si erano massacrati a vicenda a seconda della fazione per la quale parteggiavano. Ora del tramonto, Beldam era quasi esclusivamente popolata di cadaveri, di moribondi e di gente che vagava per le vie con sguardo allucinato, ridendo, piangendo e pregando tutto in una volta, con ancora le armi in pugno. Tom e Helen Ridley non videro il fuoco indomato consumare la chiesa e saltare di casa in casa, divorando il quartiere e la loro abitazione. Mentre il sole calava, disgustato di quanto odio l'uomo fosse capace di rivolgere verso il suo simile, il pescatore e sua moglie erano in barca, alla fonda nell'insenatura di Blackbones Bay, a bearsi dei suoni magnifici che sgorgavano dalla perla senza forma. Tutt'intorno, sulla superficie di quelle acque nere e profonde, si spandevano fosforescenze azzurrine che creavano morbidi vortici lucenti e mulinelli baluginanti. Parevano pulsare e brillare al ritmo della voce dell'angelo del mare. Tom osservava stregato quello spettacolo cangiante, non ricordando più di aver scassinato la porta di servizio di casa Camden, di aver trafugato la perla, la sua perla, il dono che il mare aveva voluto concedergli, e di aver preso il largo con Helen. All'inizio avevano creduto che condividere il monile divino con la comunità fosse il meglio, quello che loro stessi desideravano, ma poi si erano resi conto che non era così. Se quella perla, o qualunque cosa fosse, veniva da Dio o era parte di Lui e parlava con la sua voce, era stato Lui, Tom Ridley, a riceverla, non la comunità. Era finita nella sua rete, tra i suoi pesci. Perché altri avrebbero dovuto goderne? Ma quei pensieri adesso erano stati cancellati. Le luci del mare irradiarono lo scafo con un bagliore azzurro accecante, disegnando sull'acqua liquidi ghirigori semoventi nei quali Ridley indovinò sua madre, mentre Helen scorse il viso giovane e bello del suo antico amante. Nessuno dei due provò paura mentre scavalcavano il parapetto dell'imbarcazione. I loro animi non fremettero d'ansia quando scivolarono sott'acqua, sprofondando in quel mondo freddo,
torbido e punteggiato di luci che pulsavano come tanti cuori d'argento, cantando con voce di angeli. Dio non era nei cieli, ma negli abissi, e li stava richiamando a sé insieme al dono che gli aveva portato. Affondarono lentamente. Una fila di scintillanti bollicine che sgorgava dalle narici e risaliva spasmodicamente verso la superficie sempre più distante. Calavano solenni in quella tenebra rischiarata da fuochi celesti che li accompagnavano da Dio. Non si accorsero dell'acqua che colmava le cavità dei loro corpi, né della morte che spegneva le loro vite. Discesero nel profondo, nel luogo da dove tutto era iniziato e dove tutto sarebbe finito.